grazie di essere qua, perché sappiamo che la sfida con Venezia è sempre appunto una sfida che tutti quanti, a parte i veneziani che magari abitano qui vicino, devono come dire, intraprendere per venire a lavorare in questo meraviglioso Ateneo Veneto. L'incontro di oggi è l'amore tradito, la violenza contro le donne. La scelta del titolo ci abbiamo pensato abbastanza. L'amore tradito in che senso? Sia nel senso del genitivo oggettivo che del genitivo soggettivo, cioè l'amore, si può parlare di amore nel caso in cui siano presenti delle forme di violenza che arrivano. Abbiamo visto anche nei dati che sono riportati nel comunicato stampa che ha fatto il nostro corrispondente stampa dell'ordine, il Veneto è la terza regione in Italia per femminicidi. Il primato, il triste primato, è tenuto dalla Lombardia. 108 donne, se non vado errato, 107 donne uccise l'anno scorso, senza parlare poi di tutto quello che sfugge al conteggio ufficiale. Quindi parlare di amore in questi casi è chiaro che è una contraddictio in adjecto, no? Come si dice, cioè una contraddizione in termini. È il termine tradito che è interessante proprio perché anche chi si occupa di questo tema e segue le donne vittime di violenza o anche gli uomini, no? Perché in questo convegno, come vedete nella prima tavola rotonda, abbiamo voluto dare, il titolo della prima tavola rotonda ha a che vedere proprio con le relazioni violente e l'uomo maltrattante, perché l'idea è quella del fatto che c'è una coppia disfunzionante, no? In cui sicuramente esiste una vittima che è la donna, ma da qualche parte bisogna che i curanti si occupino anche dell'uomo maltrattante, che a sua volta nasconde e produce una serie di dinamiche che spesso sono una ripetizione più o meno inconscia delle proprie esperienze. Ma lascerò ovviamente parlare su questo tema i relatori, in particolare della tavola rotonda, eccetera, che sicuramente saranno più esaurienti di me. A parte l'introduzione, vi porto i saluti del Presidente dell'Ordine Alessandro De Carlo. Io sono una consigliera responsabile della Commissione Tenuta dell'Albo, che questa mattina il Presidente non può essere qua con noi per impegni istituzionali a Roma presso il Consiglio nazionale. E vi porto anche i saluti del segretario dell'Ordine, che è la professoressa Laura Dal Corso, che pure per problemi istituzionali dell'ultimo momento non ha potuto essere presente, che però vorrebbe, come dire, portare un messaggio che è importante per quanto riguarda la questione dell'ordine. La maggior parte delle persone che sono in sala sono dei nostri iscritti, che è importante, che ha a che vedere con il fatto che il CNOP, cioè il Consiglio nazionale, ha istituito, per quel che ne sappiamo, ma credo che senza tema di sbagliarsi, una commissione pari opportunità a livello nazionale, e probabilmente se leggete le newsletter o comunque le mail inviate dall'Ordine Nazionale, avrete ricevuto tutti un questionario che ha a che vedere proprio con la questione della parità / disparità di genere all'interno del nostro ordine. Se ne sentiva la mancanza, nel senso che noi siamo un ordine costituito per, credo, l'80% di donne, e al di là di questo era importante rilevare tutta una serie di temi. Se non l'avete fatto, consiglio a tutti di compilare il questionario e di inviarlo, perché questo darà la possibilità poi al Consiglio nazionale di raccogliere dei dati che possono essere utili a tutti. Infatti il convegno di oggi entra a far parte anche di questo lavoro nazionale. Se vedete nella parte sopra il titolo c'è l'indicazione empowerment organizzativo, le alleanze delle differenze nelle strategie di sviluppo,
che è il logo, diciamo così, di questo lavoro nazionale e che proseguirà con l'istituzione anche in Veneto di lavori proprio su questo tema della questione della parità o barra disparità di genere. Spero di avere detto tutto, se ci sono delle questioni casomai le riprendiamo in corso d'opera. A questo punto darei la parola a Luca Barbacane, segretario dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Venezia, che ci porta i saluti dell'Ordine dei Medici, appunto. Grazie dottoressa Calbussera, sono Luca Barbacane, buongiorno a tutte e a tutti, sono medico di famiglia a Martellago e ho l'onore, oltre che il piacere, di esprimervi il saluto dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Venezia. In particolare vi porto il saluto del dottor Giovanni Leoni, il nostro presidente. Avete già sentito citare Roma come il vostro presidente provinciale, anche il nostro è a Roma, essendo vicepresidente della Federazione Nazionale degli Ordini, e 2 o 3 giorni alla settimana ce lo rubano. Quindi anche oggi il dottor Leoni è giù a Roma e pertanto ha delegato me a portare i suoi saluti. Mi compiaccio dell'iniziativa dell'Ordine degli Psicologi e naturalmente vengo a dire una cosa scontata, che la nostra è una battaglia comune nel tentativo proprio di, secondo me, di fare un cambiamento proprio di mentalità. Questo problema della violenza verso le donne è un problema che certamente, voi me ne darete atto, necessita proprio di un cambio culturale. L'attualità ci incalza perché quasi quotidianamente sentiamo dalla cronaca quali tremende disgrazie insomma accadano, ma credo che siamo tutti consapevoli che questo è un lavoro che veramente dobbiamo portare avanti giorno dopo giorno, convegno dopo convegno. Ora certamente anche l'Ordine dei Medici, fatalità appunto la nostra commissione pari opportunità dell'Ordine di Venezia nel 2016, ottobre 2016, fece un convegno il 14 e il 15 ottobre su questo argomento e avemmo a quel tempo il patrocinio dell'Ordine degli Psicologi, quindi il nostro è un sodalizio assolutamente consolidato e scontatamente consolidato su questo tema. Ecco, io voglio attestarvi tutto l'impegno dell'Ordine e tutto l'impegno dei medici a recepire, a cogliere i segnali di disagio e a farci strumento naturalmente della protezione di chi ne soffre. Ecco, e quello che auspico è che iniziative come questa, da parte di tutti gli attori che vedete qui rappresentati e anche di altri che sono stati invitati e che magari non riescono adesso a portare il loro saluto, però il nostro sia veramente un lavoro di squadra, perché è un lavoro che dobbiamo davvero portare avanti giorno dopo giorno e insistere, perché la mentalità non si cambia con un convegno, non si cambia con una campagna di stampa, la mentalità si cambia nell'arco delle generazioni e quindi credo proprio che dobbiamo darci e prenderci reciprocamente questo impegno di collaborare, di essere tutti attivi, no, e prolifici di iniziative proprio per insistere in questo passaggio che è un passaggio di civiltà, una cosa dalla quale non possiamo esimerci. Complimenti e buon lavoro. Grazie Luca per le parole che hai portato, e però la collaborazione con l'Ordine dei Medici di Venezia è sempre stata molto proficua su tanti temi, no? Anche l'ultimo che abbiamo fatto, credo quello su se si muore soli, che è ben riuscito. Bene, darei la parola a Stefania Bon, che è rappresentante dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, che porterà anche lei i suoi saluti per il convegno. Buongiorno a tutti, sono la delegata della Presidente, non mi spaccio per lei ancora. E va bene, vi ringrazio per questo invito e a nome del Consiglio esprimo l'apprezzamento come i colleghi per questa iniziativa. Sarò breve e vi dico che perché il Consiglio ha ritenuto importante patrocinare questo evento e che sono
gli elementi che ci hanno portato era appunto questo approccio multidimensionale al fenomeno della violenza sulle donne. In particolare abbiamo apprezzato anche questa attenzione anche all'uomo che esercita questa violenza e come potersi rapportare con lui, ma soprattutto, come dicevano i colleghi, all'approccio multiprofessionale, no? Nel volantino c'è una frase che a me è piaciuta molto, dice che appunto tutte le discipline che si occupano e che hanno a che fare con l'umano in qualche maniera devono essere tenuti presenti e devono interloquire tra di loro. L'ultima cosa per cui il Consiglio appunto ha apprezzato è anche la posizione di ascolto, ma soprattutto il modo di porsi su questa questione, che è quella di interrogarsi e di porsi in maniera proprio interlocutoria tra professionisti per capire quelle che sono le possibili soluzioni e strategie. Concludo pensando che ci sia l'occasione perché il pensiero preceda l'azione, che in questi casi è molto importante, e che le nostre aspettative di oggi invece non vengano tradite, mi sento di dire, riprendendo quello che è il vostro titolo, che ho molto apprezzato. Buon lavoro a tutti. Grazie Stefania per le belle parole. Passerei ora la parola a Martina Zancan, consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Venezia. No, funziona questo. Questo funziona. Ecco, benissimo. Allora, buongiorno a tutti e grazie di essere venuti qui nonostante, come già detto dalla dottoressa Galbusera, il disagio della sede, anche se in una cornice magnifica. E porto i saluti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia e del suo presidente Chersevani, il quale purtroppo per precedenti impegni istituzionali non ha potuto partecipare e si scusa per questo. L'evento, abbiamo patrocinato questo evento perché anche il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati è da sempre impegnato nella tutela della parità di genere e soprattutto nella difesa dei diritti della donna e dei diritti umani. E indubbiamente il problema della violenza sulle donne non è più soltanto un problema, ma è una piaga umana. Una piaga che è sempre più profonda e che deve essere assolutamente curata con l'aiuto di tutti noi. È per questo che mi riallaccio a quanto ha detto chi mi ha già preceduto, e che è soltanto con l'aiuto di tutti e con l'impegno di tutti noi che potremmo e dobbiamo assolutamente risolvere questo problema. Per cui non vi rubo altro tempo, lascio spazio ai relatori e che ringrazio l'organizzazione di questo evento che sa di buono, e buon lavoro a tutti. Grazie anche all'Ordine degli Avvocati di Venezia. Sa di buono nonostante il titolo. No, però è sì, certo. l'amore che... Certo, sì, chiaramente. E infatti c'è questo doppio lato, no? L'amore tradito, esatto, ma anche l'amore nel prendersi cura di chi invece è stato tradito.